Sto chiamando il DG, sentiamo. No, penso che sia questo ragazzo di Ah, sei tu? Sì, sì. Perfetto, ciao Anna, grazie. Ci sentiamo. Sì, non avevo visto nessuno invece il ragazzo di DG che non conoscevo. Ciao, tutto bene? Ciao, dai. Ciao, ciao, Effettivamente. Quindi ho messo anche il microfono, se state iniziando basta solo accendere. Sì, prova, sì. Posso migliorarlo, forse è un disturbo. 1, 2, 3, prova. Sì, tu lo sai. Prova, sì. Devo passare. No, ma non stavo No. È qualcosa del collegamento. magari è la vento. No, è la scheda audio della diretta streaming. Cioè, Prova adesso, 1, 2, 3. Uguale? No, l'ho migliorato. Ok. Allora, innanzitutto buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo qui per presentare la terza edizione del Festival Strangius. Il festival si terrà a Serramanna il 23, 24, 25 e 26 e 27 settembre 2020, quindi fra una settimana. Vi presenteremo un programma dettagliato, darò la parola all'assessore Guido Carcangelo, che è il curatore del festival, Giuseppe Magnas, presidente e direttore anche della Biblioteca Gramsciana. Guido, ci vuoi parlare del festival e dell'idea? Buongiorno a tutti. Allora, l'idea di Strangius nasce 3 anni fa dalla volontà da parte dell'amministrazione comunale di Serramanna di rendere onore a un nostro illustre concittadino, Vico Mossa, prestigioso architetto sardo. Vico Mossa trascorse gli anni della sua nacque a Serramanna e trascorse gli anni della sua gioventù a Serramanna. Poi si trasferì a Sassari per questioni lavorative, insegno all'università, fu uno dei più grandi architetti sardi, fu tra l'altro un pioniere di quella che oggi viene definita la bioarchitettura. Scrisse un romanzo autobiografico intitolato I capilli, che è uno straordinario spaccato della comunità serramannese sarda a cavallo tra le due guerre. Per noi serramannesi I capilli è un romanzo importantissimo perché ci mette direttamente in contatto con la nostra specificità culturale, c'è tutta la nostra storia in quel libro. I capilli, e questo è il titolo dell'opera, significa in sardo stranieri, forestieri. Quindi ci è sembrato opportuno promuovere un festival letterario dedicato all'autobiografia, intitolandolo Strangius, che altro non è che la traduzione letterale del termine I capilli. Perché fare un festival dedicato all'autobiografia? Innanzitutto per una questione relativa al confronto tra culture, tra ambienti, tra zone geografiche diverse. All'amministrazione comunale interessa in particolar modo promuovere questa cultura del confronto, dell'apertura al diverso, in tempi come questi, dove purtroppo troppo spesso si confonde lo straniero come una minaccia, comunque sia un pericolo.
Noi intendiamo promuovere un'idea del diverso come una risorsa, così come recita il sottotitolo del nostro festival, un testimone del nostro tempo. Così come, infatti, Icomos è stato un grandissimo testimone di quel periodo lì, quindi del periodo a cavallo tra le due guerre, noi riteniamo che anche gli ospiti che interverranno nel nostro festival possono rappresentare per la nostra comunità e per tutta la Sardegna dei testimoni, ovvero sia portatori di istanze, di atteggiamenti, di una cultura diversa dalla nostra, ma che ci può in ogni caso arricchire. Io sono convinto di questo. Nel momento in cui ci si confronta con qualcuno che non ha la tua stessa cultura, che non ha i tuoi stessi valori, che non ha un atteggiamento analogo nei confronti della vita, ci si può soltanto arricchire, si può soltanto crescere. Per questo, per il terzo anno consecutivo, l'amministrazione comunale intende promuovere questo festival. Si è iniziato un po', diciamo così, in sordina il primo anno, ma nonostante le poche risorse, diciamo il poco tempo che abbiamo avuto per organizzare, abbiamo comunque sia avuto ospiti di un certo rilievo. Penso, scusate, ad Agia Granini, penso a Ivan Carozzi, penso soprattutto a Caterina Chimici e Giovanni Impastato, che hanno dialogato insieme in una serata che penso rimarrà nella storia di Serramanna insieme, di mafia, di cultura della legalità. Quindi anche il primo anno, pur essendo una edizione che è partita, come ho detto prima, in sordina, ha comunque lasciato il segno nella nostra comunità e pensiamo anche nel territorio. La seconda edizione invece ha avuto un certo salto di qualità, abbiamo avuto tantissimi ospiti di grande rilevanza. Scusate, adesso per essere più preciso ve li leggo. Partiamo dai sardi: l'ex bandito Nino Mele, il giornalista Anthony Muroni, l'ex funzionario 1 Andrea De Ligia, il sacerdote attivista Luigi Di Piazza, e abbiamo concluso con un'altra serata memorabile che è proprio rimasta nella memoria della nostra comunità, con Diglia, che è il generale che ha governato Sarajevo all'epoca di Ferro, ha governato all'epoca dell'assedio. Sono stati 2 edizioni importanti per la nostra comunità. L'anno scorso abbiamo iniziato con dare, diciamo, un indirizzo tematico alla manifestazione. L'anno scorso era il coraggio di essere umani, testimoniato a tutti gli effetti dalla presenza anche, ecco, di Giulia Beretta, la madre di Vittorio Arrigoni. Quest'anno invece abbiamo un altro tema, che però penso sia il caso che venga descritto dal direttore artistico della manifestazione, Manias. Grazie. Grazie Guido, grazie a tutti. Allora, il festival si svolgerà in 5 giornate, partiranno dal 23 per arrivare al 27. Il tema è la cura. La cura da tutti i punti di vista, mia, nostra, vostra protezione. Devo fare anche una piccola introduzione, anche perché poi abbiate paura anche del prossimo tema che metteremo, perché la cura avevamo scelto prima che succedesse il Covid, quindi se dipende dal tema che decidiamo l'anno prossimo, vi avvisiamo perché succederà qualcosa. Se la facciamo sul cibo, probabilmente carestie, cavallette, queste cose. Ed è un tema che abbiamo voluto svolgere da tutti i punti di vista. Le tematiche sono 5, dividiamo in 5 giorni, una per una. Il primo giorno, che è mercoledì 23 settembre, il tema sarà Corri ragazzo corri, e abbiamo 2 ospiti. Uno, Daniele Mucci, che è uno scrittore per l'infanzia, ma che ripercorre anche autobiograficamente questo libro intitolato L'ultimo giorno di primavera.
E poi Marco Frattini, che ha una sua storia molto particolare. Lui ha un incidente, diventa sordo e riesce a superare questo suo handicap attraverso la corsa. La cosa importante di questo festival, che io reputo fondamentale, è che è un festival, e lo dice uno che non è serramannese, è molto serramannese. Non so quanti festival possono avere su 12 relatori 12 coordinatori, tutti di Serramanna. Il paese interagisce con forza all'interno del festival e viene rafforzato anche da dove vengono fatte questi incontri. Vengono fatti in case tradizionali. Quest'anno purtroppo, causa Covid, abbiamo dovuto scegliere anche delle piazze, però sempre attigue alle case tradizionali, dove si svolgeranno 5 mostre diverse. Comunque questo è il primo giorno, che è il 23 settembre. Il secondo giorno sarà il 24 settembre e avremo 3 ospiti. Tra l'altro saluto Fraser Laughlin, che è un psicologo scozzese che da più di 3 anni, quanti anni sei in Sardegna? Da 11 anni in Sardegna, si è sposato in Sardegna e ha scritto questo libro che ho trovato molto interessante, Uno scozzese in Sardegna, che è la sua autobiografia e il suo modo di vivere in Sardegna. Dopo appunto Fraser Laughlin sarà presente Angelica Grivel Serra, che è questa giovanissima scrittrice, ed è interessante anche qui perché lei, che è nata a Cagliari, quando scrive di dove dice di un Lassai, quindi un riconoscimento anche della paesitudine, direbbe Armino. E poi alle 20 l'incontro con Francesco Abate. Francesco Abate è letteratura autobiografica e che ripercorre sempre la malattia, la cura, non poteva non essere il nostro ospite. Un altro personaggio illustre di Serramanna è Franco Puzzolu. Franco Puzzolu, per anni bigliettista dell'Unione Sarda e non solo, autore di campagne importantissime. Ci sarà il giorno una sua mostra su una campagna fatta per la sanità, per il cuore, e ci sarà il premio, verrà consegnato a uno che per ora non diciamo ancora che è uno di questi 3 autori. Verrà consegnato il premio Testimone dell'identità sarda con il tema lacuna nella giornata del 24. Il 25 avremo 2 grossi personaggi. Uno, Beppino Englaro, padre di Eluana, non stiamo qui ovviamente a presentarlo, e l'altro è Pietro Bartolo, anche lui medico di Lampedusa, eurodeputato, interprete del bellissimo film di Francesco di Rosi, Foca Mare, che insomma le presentazioni sarebbero del tutto insomma irrilevanti. Sappiamo chi sono i 2 personaggi. Il giorno dopo, il sabato, nel chiostro del convento dei Domenicani, avremo altri 2 personaggi. Il primo è Giovanni Angiolini. Giovanni Angiolini è un medico, diciamo un medico abbastanza televisivo, noto perché è esperto di fitness. Qualcuno potrebbe dire: ma con questi personaggi c'è anche Giovanni Angiolini? Ma io quando rifletto su questa scelta penso un po' a Sergio Zavoli, che è intervistato da poco in un premio in Sardegna, un anno e mezzo fa. Lui diceva, gli dicevano: ma la RAI non fa più cultura, e lui diceva: la RAI interpreta la società, non possiamo pensare di fare. E quindi chiamare un medico di questo genere, che si interessa di cura del proprio benessere, cura estetica, non è altro che interpretare quello che richiede la società. E poi Giorgia Benusillo. Ecco, questo è un appuntamento a cui noi teniamo in modo molto particolare. Giorgia Benusillo, quasi 20 anni fa, forse 20 anni fa, 17 anni, presa mezza pasticca di ecstasy in discoteca. La salvarono con un trapianto del fegato. Lei
per anni, ormai 20 anni, si è laureata in quelle specifiche, per 20 anni lei gira le scuole, i palazzetti di tutta Italia per raccontare la sua testimonianza e presenterà il suo libro Io non smetto, la vita è uno sballo, che tra l'altro ha avuto la collaborazione anche di altri 2 scrittori, uno che si chiama Luca Chiripa, che è omonimo del collega di Deborah, e un altro che è Maurizio Ollis, tra l'altro sindaco di Milano Lavoro. E questo è un appuntamento a cui noi ci teniamo. Anche la dicotomia tra i 2 personaggi è per noi molto importante. E poi abbiamo la domenica, la giornata finale, in cui ci sarà una delle filosofe più importanti in Italia, Lugina Mortari, dell'Università di Verona. Abbiamo trovato tantissimi ragazzi che ci dicevano vieni nella Mortari. Io ho fatto la tesi di laurea sui suoi testi, stiamo parlando appunto di quella che ha coniato la filosofia della cura, quindi non poteva non esserci al nostro festival. E concluderemo sempre in un filo rosso tra Pianeta Sardegna e l'ultima giornata con uno che viene dalla Scozia, non è scozzese ma viene dalla Scozia, che si chiama Sean Bitter, un libraio che ha avuto molto successo con questo suo testo che si intitola Vita da libraio, ed è molto interessante perché in questa libreria di libri di seconda mano, una delle più grandi tra l'altro nel Regno Unito, sicuramente una delle più grandi della Scozia, lui metteva delle pentole, delle padelle sopra i libri, e qualcuno pensava che bell'allestimento, di fatto è che pioveva così tanto che il tetto perdeva, e quindi commentare questo allestimento era del tutto involontario, ecco, nell'esposizione. E lo stesso giorno verrà consegnato il premio Vico Mossa, Testimoni del nostro tempo, a un personaggio internazionale. Abbiamo 5 mostre. La prima, fatta in Casa Boassa, le foto raccontano come eravamo, che è a cura dell'Associazione Culturale Tradizioni Popolari Serramanna. Anche questa mostra si avvarrà di un allestitore che si chiama Maurizio, noto Mauro Podda. Lo stesso allestirà la mostra Franco Puzzolu, racconta la sanità in Sardegna, in Casavis, che è una bellissima casa patronale che invito davvero tutti a visitare, a Serramanna. E poi un'altra mostra che è stata, che alcuni possono aver già visto a Sinai grazie all'associazione Malipa, il giorno in cui ci sarà Pietro Bartolo, che è Balcones, una mostra di un artista sardo, Nico Urnesu di Nuoro, una mostra veramente molto bella anche questa. E poi una mostra che ha come soggetto l'estasi, diciamo, a cura di Gianluca Sanna, Love Pills, Alternative State of Shopping, scusate il mio anglosassone, mi raccomando Fraser, non darmi il voto, che appunto si farà invece nel chiostro, nella chiesa di San Sebastiano, attigua al chiostro dei Domenicani. L'ultima sarà fatta a Montegranatico, ma è a cura dell'Associazione Internazionale Città Crude dell'architetto Isabella Breda, ed è l'UGI, Equilibri Cromatici, Terre di Sardegna. Questo un po', ecco, tutto quello che c'è da dire sul festival. Poi ovviamente se ci sono domande siamo qui per quello. Vorrei aggiungere giusto 2 cose io relativamente ai partner del progetto. Innanzitutto l'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, che si occuperà della questione logistica e organizzativa. L'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda ci permette di aderire a una sua manifestazione denominata Terra Accogliente. Terra Accogliente è una manifestazione itinerante che si fa in diversi paesi della Sardegna, tutti aderenti alla Città della Terra Cruda, che è un'associazione tra comuni praticamente, dove si cerca di valorizzare il nostro patrimonio in terra cruda. Questo è uno dei motivi per cui noi cerchiamo di organizzare quante più attività possibili all'interno delle nostre case in terra. Peppe parlava della partecipazione della comunità serramannese all'interno del festival, definendo il festival come molto serramannese. Non posso che
concordare. Non a caso sono tantissime le associazioni del paese che si metteranno in gioco in questa edizione del festival per aiutarci nell'organizzazione. Alcune ci aiuteranno nella presentazione dei libri, come l'associazione Aleteia e l'associazione Il Pungolo, altre forniranno una mostra come Tradizioni Popolari Serramanna, che ha citato Peppe. Un'altra associazione di volontari del primo soccorso, la nostra cara Croce Verde, ci aiuterà in un progetto Vengo Anch'io, che riguarderà la mobilità per le persone con disabilità. Ci saranno gli aiuti logistici dell'Associazione Musicale Giuseppe Verdi, dell'Associazione Anni d'Argento, ma insomma è proprio tutta Serramanna che si mobilita per l'organizzazione di questo festival, che sta diventando uno degli appuntamenti, diciamo, più importanti del calendario culturale del territorio. E Serramanna ha deciso, anche grazie alla sua linfa vitale, ovvero sia le associazioni, di mobilitarsi e di impegnarsi per la buona riuscita di questo evento. Altre due cose, c'è qua poi Fraser Logan che casomai farà un breve intervento. Un'altra cosa, invito Stefano Giaccone, che oltre a intervistare Sean Bittel e tradurlo tra un intervento all'altro, anche perché in quel lasso di tempo dovremmo sanificare, da corredo al primo intervento, al secondo intervento, sì, ti faccio suonare. No, certo, solo per anche per tradurre, quindi diciamo che presentino. Se abbiamo Stefano Giaccone, per chi non lo conoscesse, anche la voce su Wikipedia, dico sopra così, è uno degli interpreti più importanti del rock degli anni underground degli anni 80, appartenente a gruppi storici quali Franti, China e altri. Già da tempo incide da solo. Abbiamo avuto l'opportunità di averlo anche per questo festival, lui che è un piemontese rinato in Sardegna, diciamo, e tra intervento e intervento, tra l'altro suoni anche tu, suoni qua oggi, fai il concerto, oggi stasera e domani fa un concerto, anche per pubblicizzare, no scherzo. Fa dei brani importanti che hanno un senso di collegamento tra un intervento e l'altro. Oggi, così per vedere anche quello che farò, ci farà uno dei brani sì, d'accordo, così per prendere le distanze, uno dei brani più belli che secondo noi ha molto senso all'interno del titolo Strangers Festival, che è Girotondo intorno al mondo di Sergio Endrigo. Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, e allora si farebbe un giro con noi intorno al mondo. Intorno al mondo. E se tutti i ragazzi del mondo volessero una volta diventare marinai, allora si farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare. Se tutta la gente si desse la mano, se il mondo veramente si desse una mano, e allora si farebbe un giro mondo intorno al mondo, intorno al mondo. Vai, 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 vai.
mondo, intorno al mondo, intorno al mondo. Sì, Fraser, due cose. Se... Allora, scusi, forse non so, mi siedo. Non sono lieto di essere qua, di essere invitato. Quando Giuseppe mi ha contattato, parecchi mesi fa, ero molto contento. Non sapevo che sarei l'unico scrittore a questa conferenza stampa, però approfitto di parlare un po' del mio libro, che praticamente è scritto, è autobiografico, perché mia moglie è stata, che è venuta in Scozia 23 anni fa a studiare, e praticamente stavamo a Edimburgo con 2 bambini piccoli, e un certo giorno, era di novembre, era grigio, freddo, piovoso, come in Scozia quasi tutto l'anno. Sono andato a lavoro tranquillo e poi ho ricevuto un SMS dove è scritto: mia moglie, ne ho abbastanza, voglio tornare a casa. Così, solo quello. Mi sono spaventato, cosa, non è a casa, deve tornare a casa, dov'è? E poi dopo un po' mi sono realizzato che quando ho scritto casa intendeva tornare qui in Sardegna, e questo era 11 anni, anzi più di 11 anni fa. Quindi praticamente dopo quasi tutta la mia vita, dopo avevo 36 anni, mi sono trovato con questa realtà di trasferire da Edimburgo a Cagliari, che per me è un'esperienza bella, anche brutta, devo dire la verità, perché ci sono aspetti belli della vita qui, ci sono anche aspetti non così belli, come in ogni posto. E praticamente io ho iniziato di scrivere pensieri, non lo so, esperienze che abbiamo avuto, e pian piano praticamente mi sono trovato di scrivere un libro che è pubblicato l'anno scorso. Comunque io sono ancora qui dopo 11 anni e mi piace molto la Sardegna, e soprattutto perché ci sono occasioni come questa. Perché quando io lavoro qui vicino, forse per quello io sono l'unico che è venuto, io lavoro 2 passi da qui, sono venuto, è vicino dove lavoro io sono qui al centro di Cagliari tutti i giorni, vedo ogni 2 passi c'è una libreria, cioè è pieno di libreria. A Cagliari io non, devo dire la verità, soprattutto oggigiorno, che la gente forse non legge come leggeva nel passato, oppure c'è ovviamente Amazon dove compro i libri invece nelle librerie, però Cagliari, almeno Cagliari e penso a tutta la Sardegna, c'è questa grande cultura di lettura, e sono lieto di essere parte di questo, di contribuire quello che poco che posso fare. Quindi non vedo l'ora di partecipare la settimana prossima, e ringrazio tutti voi che hanno organizzato il festival, che mi avete dato la possibilità di parlare del mio libro. Va bene così, Gesù. Allora, durante la giornata, sia il 24 che il 27, verranno consegnati 2 premi.
Uno, il premio Pizzol, uno dei 3 scrittori presenti il giorno di Pianeta Sardegna, e l'altro invece il 27 a uno dei 2 scrittori che è comunque un rappresentante internazionale, il cui tema il giorno è la cura del corpo e dello spirito. Quindi uno dei 2 rappresentanti, che è un rappresentante internazionale, quindi è facile indovinare. Sì, come dicevo prima, noi abbiamo dato i natali a un grande architetto che ha scritto un romanzo autobiografico intitolato I capelli, il cui significato è proprio straniero, forestiero. Quindi noi abbiamo ripercorso, diciamo, le orme del nostro concittadino illustre Enrico Mossa, abbiamo proposto un festival letterario dedicato all'autobiografia con praticamente lo stesso titolo che è Strangiu, su una traduzione letterale di Cabilli. Più intervengo su questo, c'è anche il fatto di dare lustro alla letteratura autobiografica. In Italia esistono solo altri 2 festival di letteratura autobiografica. La letteratura autobiografica è una letteratura importantissima. Tonio Kreger di Thomas Mann fondamentalmente è un libro di letteratura autobiografica, cioè esistono esempi, le ultime lettere di Jacopo Ortis fondamentalmente sono una lettera. Poi quale romanzo non è di fatto un po' autobiografico, e quindi dare importanza a tutta la letteratura di Francesca Batta è letteratura autobiografica. L'affluenza precisa, abbiamo anche registri che adesso non sono impolverati, però sì. Allora, di fatto le case sono sempre strapiene. La cosa molto interessante, per quello dico, è un festival serramanese. Ci sono alcuni festival che purtroppo diventano per adepti, cioè c'è un argomento e da tutte le parti della Sardegna arrivano a vedere cose perché sono interessati. La cosa bella di questo festival, che mi rende come collaboratore di questo festival, mi rende molto felice, è che siamo riusciti a farlo entrare dentro il paese, che non è mai molto facile. Sappiamo che il detto, insomma, nessuno è profeta in casa sua, però questo è diventato davvero, anche con forse anche un po' stupore anche da parte vostra, proprio di fatto molto, molto serramanese. Le case sono sempre piene, che ne so, per alcuni appuntamenti. Quest'anno sicuramente purtroppo c'è questa malattia, che il Covid, che un po' ci mette un po' i bastoni fra le ruote, ma pensavamo il giorno, ad esempio il venerdì 25 con Bartolo e con Englaro, pensavamo di avere, io ho avuto già ospite Englaro, insomma sono gente che porta molta gente, oltre a quella di Serramana, proprio sì, facciamo sempre il pianone. Adesso le cifre precise, ma insomma sì, oltre i 100 sempre per ogni appuntamento, perché appunto c'è un background, c'è una base degli abitanti, dei residenti del posto molto forte. No, prenotazione no. Stiamo cercando abbiamo cercato di organizzare l'evento in spazi particolarmente grandi, in modo tale da poter accogliere tutte le persone che arrivano. Ovviamente saremo attentissimi al distanziamento, utilizzeremo delle precauzioni molto rigide, perché la normativa ce lo impone, tra cui la misurazione della temperatura, la delimitazione dello spazio evento, in modo tale da poter controllare gli accessi. Però è la registrazione ovviamente, però non faremo una prenotazione, perché ripeto abbiamo spazi molto ampi. Sì, via Montenegranico è una strada di circa 90 metri, completamente lastricata con
lasciato l'auto proprio davanti alla chiesa, quindi non si può sbagliare. Non passano neanche le macchine perché è una stradina, diciamo, che usano solo i residenti. Posso fare una domanda? Sì. Allora, da associazione culturale mi viene spontaneo chiedervi se eventualmente questo festival, cosa che non si fa quasi mai in Sardegna, ahimè, è aperto anche alla collaborazione, oltre che con artisti che vengono da fuori, con associazioni che vengono da fuori, tipo io sono presidente del Main Mask, mi farebbe molto piacere collaborare con voi, visto che trattate un tema che a noi caro, in generale, per quanto riguarda lo scambio culturale e quant'altro. Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato proprio quest'anno una collaborazione con un'associazione, Proaesis, che è proprio quella che si occuperà del progetto di mobilità per disabili, quindi sì, noi siamo apertissimi a qualsiasi forma di collaborazione perché è proprio il concetto del festival, è un festival aperto al confronto, aperto alla crescita reciproca e quindi tutti sono benvenuti se hanno le idee, se hanno la disponibilità, se hanno il nostro entusiasmo. Perché ho notato che dopo il Covid e durante, invece di migliorare le cose a livello di incontro, di collaborazione tra associazioni, parlo appunto, è peggiorato, anzi, in questo periodo, ahimè, è peggiorato perché la gente si è parata, come si dice in gergo un po' volgare, si è parato il culo e ognuno ha fatto un po' quello che ha potuto per salvarsi, senza pensare ancora oggi che invece l'unione rafforza e ti porta a viaggiare lontano. Tutto qui. Grazie. Altre domande? Maria. Ovviamente sì, grazie per l'ospitalità nel Mask e l'associazione culturale. Questo è il minimo che potevamo fare per voi. Quindi vi aspettiamo tutti a Serramanna, è un festival molto serramanese ma molto aperto all'esterno, assolutamente, perché i partecipanti arrivano veramente da tutta la Sardegna. Sì, siamo anche in diretta streaming tra l'altro, anche oggi, quindi se non potete venire di persona seguiteci almeno online. Grazie a tutti, alla prossima settimana. Ragazzi, noi abbiamo del caffè, se gradite un caffettino volentieri, lo offriamo.